Cari amici di Valdo TV, rieccoci per un aggiornamento riguardante la situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di mercoledì 24 giugno alle ore 16:35. Nel corso delle prossime ore una depressione in quota presente sull'Europa centrale tenderà ad interessare anche l'arco alpino, quindi si formerà sull'Alto Adriatico richiamando correnti nord-occidentali in quota e sud-orientali in prevalenza al suolo. Arrecherà la possibilità di qualche rovescio temporale già nel corso delle ore serali e soprattutto nella giornata di domani. Ci aspettiamo quindi una situazione all'insegna della variabilità, instabilità, quindi alternanza di annuvolamenti irregolari e schiarite, ma tuttavia questa instabilità sarà più probabilmente presente nei settori prealpini e sulla pedemontana per quanto riguarda la serata odierna, anche se si tratterà di fenomeni comunque localizzati, mentre per quanto riguarda la giornata di domani avremo dei fenomeni tuttavia a carattere sparso e più probabilmente risulteranno anche sotto forma di rovescio o temporale, anche accompagnati da isolate grandinate, raffiche di vento e fulminazioni. Questa situazione va un po' ad essere, diciamo, insidiata da un'alta pressione che tenderà comunque tuttavia ad impadronirsi del Mediterraneo nel corso del weekend, però, abbiamo appunto questa depressione che tenderà a lambire appunto i nostri settori e quindi arrecherà una probabile, formazione di rovesci temporali che, ribadiamo, potrebbero risultare intensi proprio nel corso del pomeriggio sera di domani. Diamo uno sguardo anche alla ventilazione, che tuttavia sarà dai quadranti nord-occidentali in quota, debole al più moderata, mentre riguarderà i settori pianeggianti con una componente da est-sud-est, sempre al più debole o moderata, mentre per quanto riguarda la situazione di ventilazione nei fondovalle e sulla pedemontana avremo una componente di direzione variabile sempre debole al più moderata come entità, ma in caso di instabilità virulente avremo anche la possibilità di rinforzi di vento anche improvvisi. Queste sono, diciamo, le caratteristiche meteorologiche salienti che andranno ad interessare le prossime giornate. Poi, a partire dalla giornata di sabato, questa depressione tenderà a scivolare rapidamente verso i Balcani, allontanandosi quindi progressivamente anche dal Veneto, ma la forte convezione diurna potrà ancora arrecare qualche isolato focolaio temporalesco che entro la serata potrebbe appunto a tratti interessare ancora le aree prealpine, la pedemontana e probabilmente anche isolatamente la pianura circostante. Da domenica le nostre proiezioni da parte dei modelli meteorologici ci fanno capire che probabilmente avremo una progressiva tendenza all'affermazione dell'alta pressione delle Azzorre nuovamente, anche con un contributo probabilmente di origine subtropicale africana. Con questo è davvero tutto. Noi abbiamo finito l'aggiornamento per quanto riguarda la situazione meteorologica. Vi diamo appuntamento alla prossima diciamo visualizzazione da parte dei nostri canali meteorologici, appartenente anche nella pagina di Meteo Basso Feltrino e Pedemontana Veneta e all'interno dell'associazione Meteo in Veneto. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata a tutti. Arrivederci.